una panca e o avvolgerla magari. È una partita importantissima per la Rotoblast Volano Volley. Oggi ci si gioca la stagione. Oggi è l'ultima fermata per capire se sarà ancora una fermata intermedia o sarà il nostro definitivo capolinea, il capolinea dei playoff. Oggi è un incontro che ci mette davanti alla possibile ultima fermata. Oggi si deve giocare per tentare il tutto per tutto. Amiche ed amici sportivi, buonasera da Lorenzo Minacapelli. Siamo in diretta dal Palarobby di Castel d'Alzano in provincia di Verona per la 24esima giornata del campionato di Serie B1 Girone C tra l'Arena Volley Team Verona e la Rotoblast Volano Volley. Dunque la Rotoblast Volano Volley si ritrova davanti la sua bestia nera. Da quando è iniziato la sua diciamo così avventura in Serie B1 nel corso di queste 5 stagioni, la Rotoblast non ha mai vinto un incontro importante contro l'Arena Volley Team Verona. Tutti gli scontri sono stati a favore della formazione allenata da Marcello Bertolini e lato Rotoblast si può dire l'unica, diciamo così, soddisfazione, l'unica vittoria è stato quando hanno vinto il set finale che ormai non contava più nulla dei playoff promozione della stagione 2021, dove la Rotoblast doveva per forza vincere la partita per 3-1 per andare al Golden Set, ma ha vinto solo al tie break e non è bastato per andare avanti nella serie. Allora, saluto i miei compagni di viaggio, Andrea Zeni, il nostro scoutman, i registi Alan Berloffa e Fabrizio Saba, che devo ancora capire chi di loro due vi affiancherà in questa importantissima partita. Io mi auguro di cuore che non sarà l'ultima, che possiamo andare avanti fino all'ultima giornata a sperare nei playoff, però sarà veramente difficile questa partita, però voglio provare a essere fiducioso. Allora, mancano pochi minuti all'inizio della partita, sono le 20:52 minuti primi, mancano 8 minuti all'inizio di questa partita. Orario inusuale, si gioca alle 21 oggi e non alle 20:30 come si gioca di solito le partite. Allora noi prendiamo una piccola pausa per i nostri sponsor e torniamo tra poco per l'inizio di questa partita. Does the beat take you over? You just can't breathe. Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Does the bones take you? Do you feel your bones start to shake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to take you? Do you feel your bones start to shake? Does the bones take you? Do you feel your bones start to take you? Take you out. Do you feel your bones start to take you? Does the bones take you? Do you feel your bones start to take you? Take you out. Do you feel your bones start to take you? Does the bones take you? Do you feel your bones start to take you? Take you out. Do you feel your bones start to take you? Does the bones take you? Take you over, you just can't breathe. Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to take you? Take you out. Do you feel your bones start to take you? Does the bones take you? Do you feel your bones start to take you? Take you out. Do you feel your bones start to take you? Does the bones take you? Do you feel your bones start to take you? Take you out. Do you feel your bones start to take you? Does the bones take you? Do you feel your bones
Entriamo proprio in diretta dal Pala Robby, proprio nel momento in cui le giocatrici stanno per entrare sul terreno di gioco. Vediamo le squadre che stanno per scendere in campo. Allora, scusate, mi ero dimenticato la cosa più importante per me, ovviamente la lista delle giocatrici, perché sennò non posso farmi una telecronaca come Dio comanda. Allora, siamo quasi per scendere in campo, vi elenco gli arbitri dell'incontro di oggi. Il primo arbitro è il signor Giovanni Di Martino, collaudato dal signor Gennaro Galano, tutti della sezione Campana di Napoli, forse di Sorrento, forse, se ho capito bene dallo speaker del palazzetto. E allora ci siamo, manca veramente poco all'inizio di questa partita, è una partita da dentro e fuori, l'ultima possibilità di andare ai playoff passa oggi, non ci sono altre chance, o la Rotblast vince 3-1, 3-0 o con grande probabilità i playoff finiscono qua. Scusate, le possibilità di andare ai playoff finiscono qui. Allora, nessuna sorpresa da parte delle due formazioni, scusate il silenzio prolungato, ma stavo cercando di capire quali erano le due formazioni, perché è rimbombato tantissimo qui il palazzetto, non si è capito quasi niente. Allora, ci siamo. Allora vi leggo le formazioni, cominciando da quella di Arena Volley Team Verona. Fabiana Brutti nel ruolo di centrale e Rebecca Ferrari, Gioia Ricatto e Arabar nei ruoli di schiacciatori. No, scusatemi, Fabiana Brutti e Montin, scusate. L'altro schiacciatore Elena Cappelli, Marta Bizzoli palleggiatore e il libero Michela Moschini. Nessuna sorpresa della Rotoblast con Devale Manetti nei ruoli di centrali, libero Piero Bon, Raida palleggiatrice, schiacciatrici Orlandini, Bellini, posto Petruziello. Primo servizio battuto da Montini. Il primo attacco di Orlandini, De Vincente, 1-0 Rotoblast. 1-0 Rotoblast nel corso della prima azione di gioco. Ci si gioca tantissimo in questa partita. Giulia Manetti al servizio per la Rotoblast. Volano Volley, primo servizio di partita. Battuto il servizio, riceve Riccato. Palleggio di
Punto vincente dell'Arena, 1 pari. Servizio battuto da Montin. Orlandini, Murato, Orlandini dall'altra parte, Petruzziello difende Moschini. Tentativo di Gioia, Riccato, ancora lei al servizio, sì, battuto, riceve Piero Bon, Braida al lato di Petruzziello, Murata, Petruzziello ha difeso Piero Bon, Orlandini attacca, 2 pari Rotoblat. Ora al servizio Carlotta Petruzziello. Servizio di Carli, battuto, ha ricevuto Riccatto, Moschini, pallonetto di Brutti, Murata, Moschini. Scusate, volevo dire al servizio Anna Arabar, servizio battuto, riceve Bellini, difficoltà, tentativo di Brutti che non è andato a buon fine, poi Cappelli, Piero Bon difende l'attacco e Bellini in free ball. Scusate, piccoli, invasione contro la invasione fischiata. Quattro a 2, quindi invasione contro la Rotoblat. Ancora Vizio, ace di Tabar, 5 a 2. Qua 2 Arena prende un bel distacco adesso nel corso della prima frazione di gioco. Ha tutto il servizio da Rabar, riceve Orlandini, Braida, Petruzziello attacca, Murata, Orlandini e Petruzziello, prova Braida subito, ci prova anche subito Cappelli ma non è andato a buon fine l'attacco. Piero Bon in free ball, Brutti, subito Bittoli dall'altra parte ma ha difeso Petruzziello. Orlandini, pallonetto, 3 a 2, 3 a 5, punto di Emma Orlandini al momento, la sola che ci sta facendo punti al momento, Emma Orlandini. Ora il servizio, opla, servizio Emma Orlandini, pronta al servizio, battuto, riceve Moschini, attacco di Fabiana Brutti, 3 a 3. 3 punti di vantaggio, i punti di Arena Volley Team Verona contro la Rotoblat. Fabiana Brutti al servizio per le giallo-blu. Brutti, servizio battuto, riceve Orlandini, Braida, De Val ed è vincente l'attacco di Jessica. 4 a 6. Primo punto anche per la nostra capitana Jessica De Val. 4-6. Jessica De Val, servito battuto, ha ricevuto subito Bellini, attacco vincente, 5-6.
La ricezione stilenca di Gioia Riccato. No. Qua sta il punteggio ancora De Val, la nostra capitana al servizio. Servizio battuto. Ricevuto Cappelli. Ed è Cappelli ad attaccare. Ed è volo vincente. 6 pari per la Rotoblast. Monster block, monster block, monster block. Attenzione a Jessica. Battuto il servizio, riceve Cappelli. Cappelli attacca. Mani out di Cappelli. Marta Bissoli al servizio per Arena Volley di Verona. Servizio battuto su Emma Orlandini. Braida subito ed è vincente. 7-6, 7 pari, scusate. Mani out di Federica Braida, che si incarica lei adesso al servizio per la Rotoblast. Pronto il servizio, allora Braida dalle biancorosse. No. Servizio out. 8-7. Servizio Elena Cappelli in rete. 8 pari. Alice Bellini al servizio. Battuto su Elena Cappelli, che ha ricevuto l'attacco. Tentativo di Riccato, non è andato a buon fine per la difesa di Bellini. Pallonetto di Orlandini, difende Arabar. Pallonetto di Cappelli. Difende il pallonetto di Cappelli. 9-8. Servizio di Montini. Tentativo di Manetti. Vincente. Giulia Manetti al servizio, l'autrice dell'ultimo punto. Giulia Manetti, Moschini. Subito Brutti ha provato l'attacco, ma non è riuscito per la difesa di Braida. Petruzziello ha attacco out. 10-9. Gioia Riccato al servizio per la formazione allenata da Marcello Bertolini. Servizio battuto. Bellini, Petruzziello con un po' di difficoltà. Orlandini attacca, difende Cappelli. Pallonetto di Brutti, ma è stato difeso ancora il suo attacco. Tentativo di Orlandini, difeso da Bissoli, scusate, da Moschini. Mani out. 9. Stato vincente è stato di Arabar. 9-11. Servizio di Riccato, ancora lei. Tutto riceve Piero Bon. Braida. La Orlandini. Difeso un grande tenacia Arabar. Pallonetto tentato, difeso Braida. Piero Bon, il bagger per Orlandini che attacca Murata. Sì. Ancora Orlandini. Ed è vincente l'attacco.
Carlotta. C'è una discussione tra coach Parlatini e il secondo arbitro Gennaro Gallano, scusate. Capito se era per avere un'indicazione magari su una rotazione o se per forse un punteggio, non ho ben capito. Comunque l'arbitro alza in alto le braccia, quindi la partita può ricominciare. Carlotta Petrusiello al servizio per la Rotoblast, in tutto il servizio riceve Moschini. Tentativo velocissimo di Fabiana una delle giocatrici veterane della formazione allenata da Marcello Bertonieri, proprio Fabiana Brutti, classe 1985. Arabar, Anna Arabar, servito battuto, out, 11-12. 12, errore al servizio di Arabar che la manda out nel servizio. Servizio di Emma Orlandini, battuto su Moschini, Pittoli di Cappelli e Muro vincente, 12 pari della Rotoblast. Monster block, monster block, monster block. Ancora Emma Orlandini al servizio, tutto sempre su Moschini, Pittoli, subito Fabiana Brutti. Va proprio Fabiana Brutti al servizio, l'autrice dell'ultimo punto di questa partita per Arena Volley e anche del set. Servizio battuto su Piero Bon. Braida nel lato di Bellini che si deve piantare, ma è punto vincente di Bellini. 13 pari. E ora da centrale a centrale si prepara Jessica De Valli, la nostra capitana. De Val, battuto, ha ricevuto Riccato attacca, no, continua, e servizio Marta Bissoli, battuto, out, servizio di Marta Bissoli, 14 pari. Erika Braida al servizio. Battuto e free ball per la Rotoblast. Petrusiello tanto out, anche invasione, attacco out ma anche invasione della Rotoblast, quindi 15-14 per Arena Volley. Anche out ma toccato anche la rete. Al servizio Elena Cappelli, servizio battuto su Piero Bon. Braida subito, Manetti, Murata, Manetti in bugger, Braida in free ball. Attenzione, Bissoli subito, di quarto tocco, data bene alla Rotoblast, 15 pari. 15 pari adesso Alice Bellini del servizio. Con l'ausilio del net, per poco non si trasformava in un ace. Petrusiello, Braida, lato Orlandini che fa il pallonetto, il vantaggio la Rotoblast, 16-15.
C'è il time out per Marcello Bertolini, sponsor. Di nuovo in diretta dal Palarobby di Casteldassano. 16-15 punteggio a favore della Rotoblat nel corso del primo set. Qui al Casteldassano è un clima incandescente. Faccio fatica io a parlare delle cronache perché mi sta entrando un cuffio di rumore di rimbombo nelle cuffie. E per voi che si senta bene comunque il mio computer. Ancora una volta il net a farla un po' da protagonista per la Rotoblat. Orlandini, mani in campo. Lupin, 16 pari. E va proprio Aurora Montin al servizio, l'autrice dell'ultimo punto su muro per Arena Volley Team Verona. Tutto il servizio, riceve Piero Bon. Braida, l'elato di Petrucciello. Capo. 17-16. Ora il servizio. Qui la manetta. Servizio battuto su Moschini. Bizzoli. Tentativo di Riccato pari out e va proprio Gioia Riccato al servizio. Riccato, servizio su Orlandini. Braida al centro, Bellini non ci prova e concede una free ball. Rabat, scusate, ancora Rabat ad attaccare, questa volta il suo attacco passa ma difende. Attenzione, no, non ci posso credere, no. Anche si è rotta Petrucciello, ma non è possibile, dai. Ma questo è proprio un segno del destino. Ma porca miseria, non ci posso credere. Ma non ci posso credere. Tentativo dall'altra parte. Il problema è che adesso schiacciatori non ne abbiamo, perché Emma Galvero è fuori gioco, anche lei. L'unica è Ilenio. Ma è l'unico cambio. Mannaggia però. Ma che sfortuna la Rotoblat questa stagione. Con gli infortuni non ce ne va proprio dritta una. Però c'è il cambio già. E parte l'applauso del Palarobby a Carlotta Petrucciello che... Pronta Ilenia a entrare. Deve aver preso proprio una brutta storta. Mamma mia, ragazzi. Non ho davvero parole, ragazzi, per descrivere come mi sento in questo momento. Figuriamoci le ragazze della Rotoblat in questo momento, che hanno appena perso l'opposto, che ha fatto una grandissima stagione fino a questo momento, non ne ha sbagliata una, forse solo in una o due occasioni in questa stagione, forse anche oggi fino a questo momento non aveva brillato, però ragazzi è veramente una... Piove sul bagnato per la Rotoblat, che allora chiedono
Le ragazze della Rotoblas chiedono il punto per noi. Allora, vediamo se... Non ho capito se chiedono... Allora, credo che la richiesta delle ragazze di Luca Parlatini era che il punto sarebbe stato assegnato a noi per il fatto che forse la palla aveva già toccato il terreno, ma il primo arbitro dice che non è stato così, aveva già fischiato la doppia prima che la palla toccasse il terreno di gioco. Quindi si riparte dal 17 pari. Ilenia calza, ha preso il posto di Carlotta Petruzziello. Al servizio Riccato, battuto il servizio su Bellini. Braida, lato Orlandini che deve attaccare. Ora Ilenia calza, preso il posto. Riceve Muschini, Pizzoli, Brutti subito dall'altra parte, però difende Piero Bona al centro. Bellini ad attaccare il pallonetto, difende Brutti. La palla, attenzione, free ball concessa alla Rotoblas. Bellini riceve la palla, Deva l'attacca, difende ancora, no, stavolta Riccato ha difeso. Tentativo, tocca l'asta, la bar. 19-17. Ricordiamo che un altro vince dall'altra parte il derby, Volta Mantovana contro Porto Mantovano. Servizio battuto su Cappelli. Free ball concessa da Alabarte. La ricevuta Piero Bon. Lato Orlandini. Difende l'attacco. 20-17 per la Rotoblas. Pronto Marcello Bertolini col secondo time out sponsor. Smart Sound. Smart Sound. Nuovo in diretta dalla Palarobbi di Casteldazzano. La Rotoblas sta conducendo il primo set per 20-17. Per chi tifosi sintonizzato soltanto ora, non c'è più in campo Carlotta Petruzziello a causa di una torta che ha preso dopo un tentativo di attacco. Un po' tentata Ilenia calza che ha battuto dentro il servizio. Arriva Leis! Ancora Ilenia, battuto il servizio, riceve Cappelli. Durata Brutti, free ball per la Rotoblas. Al centro Bellini. Alice! 22-17 per la Rotoblas. Ilenia calza al servizio. E si spegne il rete questa volta il servizio, ma va bene così comunque. 18-22. C'è un cambio per la Arena Volley, esce Marta Pizzoli ed è entrata Anna Mussolon, quindi cambio di... No, scusate. Sì, Marta Pizzoli giocano senza palleggiatore. No, ecco l'altro cambio. Gioia Riccatto ed è entrata Asia Merzari, quindi opposto per palleggiatore e palleggiatore per opposto. Quindi una tecnica che abbiamo già visto in altre partite per cercare di invertire la rotta e invertire l'opposto col palleggiatore. 22-18 per la Rotoblas.
Servizio battuto da Rabar. Orlandini. Di lei a calza concede una free ball che riceve Brutti. Dall'altra parte Cappelli. Subito Braida. Invasione contro la Rotoblat. C'è time out per la Rotoblat. Sì, sponsor. Nuovo in diretta dall'arena e dal Palarobbi Castel Tastano. Ancora in vantaggio la Rotoblat di 3 punti sull'Arena Volley Team Verona nel corso del primo set. Arabar al servizio per la squadra di Marcello Bertolini. Va tutto in campo la palla. 22. 20-22, quindi ace di Arabar. Ha provato Bellini accucciandosi a sperare che la palla andasse out, ma non è andata bene questa volta. Arabar ancora lei al servizio, battuto, e stavolta Bellini riceve e bene. Orlandini attacca, palla è le mani della Red Volley, mani out, 23-20. Al servizio Orlandini. Orlandini. Arriva dentro. Ancora Orlandini al servizio. Autorizza del late. Per la Rotoblat. Orlandini, servizio battuto. Riceve Pizzoli, scusate, Moschini. Difesa di Orlandini, Braida. Bellini, pallonetto tentato, ha difeso Arabar. Cappelli, difende Piero Bon, Braida. Ancora Bellini per provarci a chiudere. Ancora difesa di attenzione, attacco di Cappelli. 1 a 23. Prima palla a set annullata alla Rotoblat, 21-24 il punteggio, sempre a favore della Rotoblat. Servizio Anna Mazzari per Arena Volley Team Verona. Tutto, riceve Piero Bon. Braida nell'atto di Bellini. Bellini questa volta, neanche questa volta è andato bene. Ancora Cappelli, pallonetto, Braida. Ha difeso Piero Bon. Bellini è in campo. Andiamo con gli sponsor e torniamo per l'inizio del secondo set. Does the beat take you over? You just can't breathe. Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Take you. Can you feel the fire?
Take you. Di nuovo in diretta dal Palarobby di Casteldazzano. Il primo set, nonostante la sfortuna di scusate, nonostante la sfortuna legata all'infortunio di Carlotta Petrucciello, la Rotoblast è riuscita con una grande prestazione di cuore a vincere il primo set per 25-21. Scusate un secondo che sto facendo un calcolo dei punti totali, poi adesso vi li elenco tutti. Un attimo solo. Intanto sta per cominciare il secondo set. Non c'è Bellini. Questoli. Subito il tentativo d'attacco di Riccato non è andato a buon fine. Subito Orlandini a sfiorare il tetto, ma è toccato invece. È stata a toccare la fine, il tetto l'ha toccato ugualmente con il palletto. 1-0 per la Rotoblast. Allora facciamo il riepilogo dei punti. Partire dall'area politica per un servizio ancora. Servizio battuto. Ha ricevuto Moschini, Bizzoli, Cappelli, ha difeso Orlandini, che ha dato ad attaccare anche Bizzoli. Subito alla bar, è out. Allora i punti di squadra: 3 per Fabiana Brutti, 1 per Riccato, 5 Arabar, 2 Montin, 4 Cappelli. 15 punti di squadra e 6 punti della Rotoblast. Ancora Bellini, ha ricevuto ancora punti. Cappelli, mani auto, 2-1. Punti di squadra Rotoblast: 1 punto per Deval, 2 per Manetti, 2 Braida, 9 Orlandini, 1 Petrucciello, che sarà anche l'unico della partita perché non credo che tornerà a giocare Carlotta, perché adesso credo che stia anche lavorando su quella caviglia che ha preso la storta proprio. Ilenia ha toccato, ha toccato 3-1. L'ha richiamato il secondo arbitro, il punto. Quindi a me ad occhio l'aveva, secondo me l'aveva presa, non l'aveva toccata, quindi non ho visto il secondo arbitro, però dettagli. Allora, il 1 Deval, 2 Manetti, 2 Braida, 9 1 Petrucciello, come ho detto non resterà probabilmente ferma da tutta la partita. Poi 4 punti Bellini, 1 Ileia Calza, 20 punti di squadra, 5 su errore. Per no scusate, Aurora Montini. Subito l'attacco, attenzione, subito Brutti, tentativo forse sprecato dell'Arena Volley, che però con Fabiana Brutti comunque
Uruburo vincente, 3 pari. Allora al servizio Aurora Monti 3 pari nel corso del secondo set. Andiamo in rete il servizio 4-3 per la Rotoblast. A 3 Elena calza al servizio, il battuto, riceve Cappelli, subito Fabiana Brutti. Fabiana Brutti a chiudere scusa a Ilenia Calza, poi ha riscato al servizio per Arena Volley Team Verona, schiacciatrice anno 2002. 4 pari, battuto con l'ausilio del net ricevuto Piero Bon. Braida Orlandini, Murata Orlandini, Ara Brutti 5-4, tanto per Arena Volley. Ancora Gioia pescato, servizio. Primo vantaggio del secondo set per Arena Volley Team Verona nel corso della seconda frazione di gioco. Tutto battuto, ancora a toccare il net, ancora Piero Bona a ricevere e ancora Orlandini a attaccare, questa volta attacco Eviti. Orlandini al servizio di Orlandini e arriva quasi un ace nella metà campo, vola in adesso subito Braida ha provato subito quarto tocco, sì, eccolo qua, no, money out, chiamato il money out. 6-5 per la Rotoblast perché ha deviato Fabiana Brutti sotto rete. Petruzziello in realtà vedo già in piedi Carlotta Petruzziello, servito ancora di Orlandini, ha ricevuto Cappelli, subito Fabiana Brutti ha difeso Orlandini, Bellini out, attacco di Orlandini e di Bright e di Alice Bellini. 6 pari. Quindi ho detto che in realtà Petruzziello si è già rialzato, quindi forse il colpo l'ha riuscito con l'aiuto del preparatore atletico, è arrivato il tiro. Brian Eva la nota Orlandini, no, scusate, Jessica De Valle al servizio, Cappelli, arriva Reis, 8-6, ancora De Valle al servizio, ancora De Valle, servizio. Dio battuto questa volta Moschini, ci metti le sue. Cappelli ha difeso la Rotoblast del lato Bellini. Moschini cosa ha disinnescato questa volta. Cappelli, Capo vincente. 7-8. Proteste di Elena Cappelli che credo chiamasse l'invasione, credo, di seconda linea. Fabiana Brutti al servizio, battuto, riceve Orlandini,
Raida in bugger per Bellini che attacca, difende però Ravar. Vizzoli, lato Cappelli, out, attacco di Cappelli, out. Non c'è il toccamuro. Divine proteste da parte della formazione allenata da Marcello Bertolini. Federica Pride al servizio 9 a 7 nel corso del secondo set. Battuto in rete il servizio 8 a 9. Siamo sul 9 a 8. Marta Bizzoli al servizio per Arena Volley Team Verona. Da fermo il servizio. Piero Boni, free ball. Subito Cappelli in campo. 9 pari, di nuovo parità. Robby. Subito Bizzoli per Bellini. Braida a sfiorare la rete. Ilenia calza, difeso da Libero e Rigotti. Tentativo vincente di Riccato che riporta in vantaggio Arena Volley. Video nella nostra metà campo. Prove di salto. Vediamo a Pedruzziello che sta facendo i salti vicino alle panchine, non è per consentito. Bellini 2. Pronto al time out per Luca Parlatini. Andiamo con gli sponsor. In diretta dal Palarobbi di Casteldazzano nel corso del secondo set. La Rotoplat ha vinto il primo per 21-25. Nel secondo set sta perdendo al momento per 9-11, per 11-9, chiedo scusa. Servito ancora di Bizzoli che ha fatto poco fa l'ultimo ace lungo e tutto. Allora 12-9. Momento di difficoltà. Pronto ancora Marta Bizzoli che ci sta mettendo gravi difficoltà in questo momento col suo break. Riceve Bellini. Braida nell'atto di Legna, calza e out. 13-9. Ancora Marta Bizzoli al servizio. Ottimo break da parte della palleggiatrice di Arena Volley. Braga, centro, Manetti ed è vincente l'attacco di Giulia Manetti. Interrompe il break di Marta Bizzoli. Siamo sul punteggio di 10-12, 10-13, a favore sempre di Arena Volley. Alice Bellini al servizio, battuto, ha ricevuto Moschini. Subito ha provato Cappelli, Manetti, Ilenia calza, mani out. Alice in servizio per la Rota, ha ricevuto Riccato Moschini scusate Bizzoli
Tentativo di difesa di Bellini. Pallonetto di Orlandini, è stato difeso da Bistoli. Moschini. Capo di centro di Cappelli. Oltre pronta Elena Cappelli, servizio battuto in rete, il servizio di Elena Cappelli, 12-14. Giulia Manetti al servizio. E out il servizio di Giulia Manetti, 15-12. Al servizio ora va per Arena Volley Team Verona la numero 9 Aurora Montin. Giallo-blu che riprendono 3 punti di vantaggio al momento. Servizio battuto, ha ricevuto Bellini. Braida al centro, Bellini che prova ad attaccare. Devi centra l'attacco di Bellini. Pare per Aurora Montin che ha tentato la difesa, che però non gli è riuscita bene e gli è caduta al suolo la palla. Ilenia calza il servizio sul 13-15. Tornano 2 i punti di ritardo. Ha ricevuto Cappelli. Murata De Valli. Monster block. Monster block. Ancora Ilenia calza al servizio. Servizio out di Ilenia calza 16-14. Gioia Riccardo al servizio. Rientra Carlotta Petruzziello per Ilenia calza. Per provare. Forse Carli ha ripreso dall'infortunio e posso dire di essere stato smentito in tempi record. Allora Gioia Riccato al servizio. Andiamo. Riccato. Partito auto di Gioia Riccato. 15-16. Orlandini al servizio per la Rotoplat nel corso del quinto set. Punto a separare le nazioni. Anche Orlandini 17-15. Anna Rabara al servizio. Rabar, servizio battuto. Ha ricevuto Orlandini. Braida al centro, proprio Orlandini che attacca. Tentativo spento da Moschini. Scusate, la Bizzoli. Poi ha provato Cappelli. Bellini attacca, difesa. No. Di Alice Bellini che ha smontato la muro della Arena Volley Team Verona 16-17. E ora il servizio va Jessica De Val. Tutto Moschini. Fabiana Bruti subito. Ora di Carlotta. A palla di cannone di Fabiana Bruti che al momento non sta facendo praticamente errori zero, ed è proprio lei al servizio, la veterana Brutti sul punteggio di 18-16 l'Arena Volley Team Verona. Battuto, ha ricevuto Orlandini. Braida nel lato di Bellini che prova ad attaccare De Vincente l'attacco di Alice Bellini proprio a fil di linea laterale destra della vostra
la nostra telecamera. 18-17, meno 1 sempre dalle due formazioni. E ora al servizio va Federica Braida. Battuto, ha ricevuto Muschini. Beh, Bissioli. Subito Cappelli. La condizione di 19-17. Prepara Marta Bissioli adesso per Arena Volley Team Verona. Allora, vediamo Bizzoli. Piero Bono ha ricevuto il servizio. Braida, lato Bellini che ci prova. Alice Bellini. Cucinata che di Alice. 18-19. Sempre meno uno tra le due, appunto a separare le due formazioni. Alice Bellini, servizio, ricevuto Moschini. Cappelli attacca, difende. Tentativo di difesa di Bellini che però ha concesso una free ball. Piero Bono nella sua posizione. Parte di gioia ricatto, se ho visto bene. 18-20, tornano 2 punti tra le due formazioni. Allora adesso credo che nelle difese ci sarà Erigotti nel ruolo di libero e invece Moschini nei servizi. Ma scusatemi, rientra Moschini al posto di Erigotti. Infatti nei servizi ci sarà Moschini e nei servizi della formazione di Marcello Bertolini pronto il cambio. Giulia Manetti lascia il posto a Caterina Miori, il punteggio di 19-20. Ricevuto Arabar. Riccato Mani, difende Miori. Piero Bond. No, scusate, Braida. Orlandini. È vincente. Attacco di Orlandini. 20 pari. Pronto il time out sponsor. Il dolce fruscio della neve che riempie i paesaggi di meraviglia. Il fascino di viaggiare tra gesti antichi e nuovi sapori. Le 1000 scintille che accendono e scaldano le notti più lunghe. E naturalmente la gioia dello sci per un inverno semplicemente perfetto. Respira, sei in Trentino. Di nuovo in diretta dal Pala Robby di Castellattano. 20 pari nel corso del secondo set. Ancora Caterina Miori, servizio, stavolta è out il servizio. Torna a vantaggio l'Arena Volley 21-20. Cambio, esce Aurora Montini, entra Giulia Gainelli, sì, e va proprio Giulia Gainelli al servizio per le arti blu. Servizio battuto da Gainelli. Petruzziello è tornata Carli. 21 pari, punto. Rientra Aurora Montini per l'Arena Volley Team Verona al posto di Giulia Gainelli. E va Carli al servizio.
Carlotta Petruzziello al servizio. Ricevuto Moschini il servizio, Pizzoli, lato Arabar. Ha tentato l'attacco, ma è difeso Orlandini. E Orlandini attacca e difende Moschini. Cappelli, tentativo in pallonetto, ma ha difeso Bellini. Dal lato Petruzziello, Murata Petruzziello difende Piero Bon. Braida, Orlandini ancora. Ed è vincente l'attacco di Rotoblast. Volano volley, 22-21, torna in vantaggio alla Rotoblast. Petruzziello al servizio, battuto su Riccato. Piccoli. Arabar Murata da Deval. 21. Monster pop, monster pop, monster, monster, monster pop. No, non ci sono gli sponsor. Mini problema tecnico, ora torno a parlare io. Intanto siamo nel... Dicevo che abbiamo avuto un piccolo inconveniente tecnico per gli sponsor. Sappiamo che senza di voi non siamo nessuno. Allora, torniamo in diretta, cioè torniamo a giocare la partita 23-21 a favore della Rotoblast nel corso del secondo set. Pronta ancora Carlotta al servizio. Servizio battuto su Moschini. Subito Brutti. Petruzziello difende. Comunque la prova che Carlotta è tornata perché ha fatto una gran difesa. Gioia Riccato. Gioia, no, c'è lo sponsor, torniamo tra poco. Vediamo se facciamo ripartire. Di nuovo in diretta dal Pala Robby di Castel d'Azzaro 23-22. Diritti time out, campo i due lati. 23-22 per la Rotoblast nel corso del secondo set. Riccato, servizio battuto, ha difeso, ha ricevuto Piero Bor. Braida, Orlandini ha difeso proprio Riccato. Subito Brutti. Attenzione. Infatti fischiata la doppia, 23 pari. Lateale questa doppia. Giusto, 23 pari. Attenzione. Richiamo del primo arbitro alla capitana Marta Bizzoli. Forse per eccesso di protesta della formazione giallo-blu. Ancora Gioia Riccato al servizio, 23 pari. Vediamo. Riccato. Battuto su Piero Bon. Braida. Orlandini. Punto vincente di Orlandini. 4-23. Ma Orlandini al servizio. Ball, ricevuto Cappelli. Brutti, out, è out. Io l'avevo chiamata out, ma in realtà c'era il tocco.
Ma non di questo avviso il secondo arbitro. Sì, non è di questo avviso. Quindi 2-0 Rotoblat, 23-25. Quindi la Rotoblat vince anche il secondo set con il netto tocco. Io ho chiamato auto ma l'avevo vista che c'era il tocco. Allora andiamo subito con gli sponsor e torniamo per l'inizio del terzo set. Does the beat take you over? You just can't breathe. Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones? Does the ground take you? Do you feel your bones take you? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones take you? Take you? Do you feel your bones? Does the ground take you? Do you feel your bones take you? Take you? Do you feel your bones? Does the ground take you? Do you feel your bones take you? Take you? Do you feel your bones? Does the ground take you? Do you feel your bones take you? Take you? Do you feel your bones? Does the ground take you? Over, you just can't breathe. Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones take you? Take you? Do you feel your bones? Does the ground take you? Do you feel your bones take you? Take you? Do you feel your bones? Does the ground take you? Do you feel your bones take you? Take you? Do you feel your bones? Does the ground take you? Do you feel your bones take you? Take you? Do you feel your bones? Does the ground take you? Di nuovo in diretta dal Palarobbi di Casteldazzano. Allora, vantaggio 2-0 per la Rotoblat che conduce questa partita. Rivediamo il riepilogo punti di complessivo. 8 punti brutti, 4 riscatto, 5 Arabar, 3 Mutti, 9 Cappelli, 1 Pizzoli, 30 punti di squadra e 14 su errore della Rotoblat. Lato Volano, allora, Deval 4 punti, 3 punti Manetti, 4 Braida, 14 Orlandini, 2 Petruziello, 8 Bellini, 3 Ilenia Calza, 38 punti di squadra e 12 su errore di Arena Volley Team Verona. Allora, c'è già un giallo, primo richiamo per Arena Volley dopo neanche aver iniziato a giocare, probabilmente per l'eccesso di protesta del fine secondo set. Intanto
scontatissimo il 3-0 di Perù, di Piacenza, scusate la reazione. Servizio su Piero Bon. Petrucciello, ricominciamo a giocare. Tentativo di Bellini che ha buttato dalla parte di là che c'è la free ball. Orlandini, che miracolo sul nastro. Petrucciello attacca. Ha difeso Arena Volli. Cappelli in campo, Cappelli 3-1 per tentativo di Cappelli. Piero Bon, Braida Bellini. Orlandini a tentativo d'attacco, ha difeso oddio, Cappelli. Braida ha difeso Piero Bon. Orlandini, difesa di Bissoli. David 1 pari. Tentativo di Cappelli, non è andato a buon fine. Petrucciello, ancora Cappelli a tentativo d'attacco di Fedo. Braida. Petrucciello in bugger per Orlandini. Mani out di Orlandini, 2-1. La manetta ha servito 2-1 per la Rotoplas. Servito battuto su credo Moschini. Trattore di quarto tocco di Arena Volley Team Verona, 3-1. Ancora Manitti serviti in rete, 3-2. Servito in rete di Cappelli, 4-2. Carlotta Petrucciello al servizio adesso per la formazione di Luca Parlatini sul punteggio di 4-2. Alla in capo. Di nuovo in diretta dall'arena, scusate, dal Pala Robby Castellazzano. Il punteggio è sul 5-2 per la Rotoplas nel corso del terzo set. Carlotta Petrucciello 5-3. Dopo l'ace 5-3. Servizio di Aurora Montin. Servizio battuto. Riceve Bellini. Il 2 sulla palla, no. Attenzione. Fabiana Petruccielli. Subito dall'altra parte Piero Bon. Dall'altra parte. Out l'attacco di Gioia Riccato. 6-3. Orlandini
Orlandini 6-3, servito battuto, ha ricevuto Riccato. Subito dall'altra parte, ha provato subito Brutti. E Bellini subito. Bizzoli. Moschini. Dato. Tentativo d'attacco di Mussoloni. Non è andato a buon fine l'attacco di Mussoloni. Dice Bellini, sì, 7-3. E ancora Orlandini al servizio sul punteggio di 33. Ancora il servizio battuto. Ha ricevuto Cappelli. Riccardo pallonetto, difende Petrucciello. Braida. Bellini. Tentativo d'attacco a difeso Moschini. Ancora Riccardo. Monster block, monster block, monster, monster, monster block. Murata 8-3. Cambio per Arena Volley Team Verona. Entra Asia Merzari ed esce Marta Bizzoli. Palleggiatore per palleggiatore nel corso del terzo set. Landini, servito battuto, ha ricevuto Riccato. Attacco vincente di Mussoloni 8-4. però una bella break della Rotoblast che ha fatto una bel break. 8-4. Servito va proprio l'autrice dell'ultimo punto, Anna Mussolon. Servizio sul Piero Boni che ha ricevuto Braida. Bellini, Alice Bellini 9-4. Jessica De Val al servizio. Jessica, servito battuto, ha ricevuto Moschini. Merzari, attacco out, no, è dopo. Tocca al muro di Braida. Attenzione. Richiamo anche per la Rotoblast adesso. Infatti protesta. Adesso l'arbitro continua. Primo richiamo verbale per la Rotoblast. Servizio di Riccato, servizio battuto, ha ricevuto Orlandini. Braida, nel lato di Petrucciello, Mani ha toccato il muro. Oh, attenzione. Infatti c'è la doppia 10-5. Incomprensione tra palleggiatore e Fabiana Brutti, che c'era il palleggiatore pronto a palleggiare, invece Fabiana Brutti ha provato a toccargli la palla per provarla a fare l'attacco, ma dato il colpo tocco. Braida, servizio. Colodino del net, difeso, ha ricevuto Merzari. Cappelli, Murata, Cappelli. Moschini al centro, Riccardo, Murata da Giulia Mani. Monster block, monster, monster, monster block. Ancora Braida al servizio. Federica Braida a sfiorare ancora Manetti. Monster block, monster, monster, monster block. Giulia Manetti ha firmato il 12° punto per la Rotoblast. Federica Braida al servizio. Ancora lei. Sfiorare ancora il naso subito. Manetti ancora. Monster block, monster block, monster, monster, monster block. Mercoledì sponsor.
Di nuovo in diretta dalla Pala Robby di Casteldazzano. 2-0 per la Rotoma nel quoziente set, 13-5 nel corso del terzo set. Ancora Federica Braida al servizio. Servizio. Stavolta è out il servizio. 6-13. Allora al servizio Ade Merzari. Servizio battuto, ha ricevuto di Piero Bon dall'altra. Ha toccato il testo. No, questi qua, Asia Merzari ancora nel servizio, 7-13. Servizio su Piero Bon, che stavolta non tocca. Truziello un po' lunghetto questa palla, però era difficilissima. Mani, questo era out, questo Mani. Cappelli ancora difeso anche col muro da Petruziello. Bellini, pallonetto, ha tentato però ha difeso Brutti. Pallonetto di Cappelli. Manetti, Piero Bon. Petruziello, Carlotta 14-7. C'è un cambio, attenzione. Rebecca Ferrari prende il posto di Aurora Buttini. Spegne in rete il servizio, 14-8. Allora, servizio in rete. Al servizio Asia Merzari, sì. Servizio in rete. 18. Di Giulia Manetti. Arriva l'Ace. Niente da fare per il gol. Giulia Manetti al servizio ancora su Merigozzi. Tentativo di Cappelli è stato annullato. Orlandini, attenzione, e il punto di Orlandini. 17-8. Netti, servizio battuto. Cappelli che attacca e stavolta vincente attacco di Elena Cappelli. 9-7. Servizio ancora Elena, servito va Elena Cappelli. Bellini, Braida in corsa, Orlandini che comunque ci vuole provare. Però ha difeso Cappelli. Tentativo di Riccato, ma è stato murato il suo attacco. Ancora Riccato provare ad attaccare. Pallonetto, difende Piero Bon. Braida verso Orlandini, murato Orlandini. Bellini ha difeso. Braida, subito Deval ha difeso Cappelli. Tentativo di Anna Mussolon, ma non è andato a buon fine neanche quello di Petruziello. Dall'altra parte Riccato, attacco di 7-10.
Ancora. Va proprio l'autrice dell'ultimo punto. No, scusate, Elena Cappelli, ancora lei al servizio. Battuto, riceve Bellini. Al centro Bellini. Che difesa! E poi Carli. Carlotta Petrucciello al servizio. Petrucciello. Sperare la rete. Riccato out. Tacco è out. 19-10. a 10. Ancora Carli. È out il servizio. 11-19. Al servizio Anna Buttolon. Out. 20-11. Orlandini al servizio. Orlandini, servizio battuto su Perigossi. Vincente l'attacco di Riccardo sulla difesa tentata col socchiuso di Alice Bellini. 20-12. Servizio con troppe maglie, non riesco a vederlo. Credo che era Puzzolon, sempre lei, sì. Petrucciello attacca in rete il servizio. L'attacco 3, no, 20-13. Vediamo. Sì, servizio pronto ancora per Puzzolon. Servizio in rete di Puzzolon. 1-13. 21-13. Jessica De Val al servizio, la nota capitana. Viene battuto. E arriva lei! Scusate, preferisco non parlare troppo. 22-13. Jessica, ancora lei. Servizio. Un altro bel servizio di Jessica. Cappelli. La difesa Orlandini. Braida. C'è. Sì. Doppia. Giusta la fischiata a Braida, che alza subito il pollice per dire, confermare il suo errore. 22-14. A servizio Gioia Riccato. 22-14 per la Rotoblast. Servizio battuto. Orlandini ha ricevuto. Giulia Manetti. Out l'attacco. Cioè, mani out. 23-14. Federica Braida al servizio. Federica Braida al servizio. 15-23. Servizio Diana Brutti. Servizio Orlandini ha ricevuto. Braida.
Giulia Manetti Muratta, difeso Orlandini. Braida. Petruziello. Carlotta Petruziello. Mamma mia. C'è il match ball della Rotblat. Ne manca uno. Match ball Rotblat. E non l'avrei mai detto che saremmo arrivati al match ball. Lo confesso adesso. Bellini. Servito battuto. Moschini. Fabiano Brutti per i ball. Piero Bon. Per chiudere la Petruziello. Per chiudere. Il Pararobi è in presa Volano. Il Pararobi è in presa Volano. 25-15. Non ci avrei mai scommesso un centesimo io. Non ci avrei mai scommesso un centesimo. E l'avete ribaltata. Grazie ragazze. Questo è il cuore. Questa è la grinta. Questo è quello che potete dire contro ogni sfortuna, contro quello che volete. Ma i playoff sono ancora alla nostra portata. 3-0 Rotblat. Non l'avrei mai immaginato, ma abbiamo vinto noi. 25-15. 3-0 Rotblat. Torniamo a un punto dalla zona playoff e non ci avrei mai scommesso un euro. Grande cuore, grande grinta, che squadra ragazzi. Mamma mia. 3-0. Non l'avrei mai detto. Mamma mia. Non ci avrei scommesso un centesimo. Non ci avrei scommesso un centesimo, ero pessimista. Devo essere onesto. E sono onesto. Mamma mia. 3-0. Non l'avrei mai detto. Per la prima volta abbiamo battuto l'Arena Volley, la nostra bestia nera. Per la prima volta dalla Serie B1. Allora, Andrea, grazie. Grazie a te Andrea. Fabrizio Saba, il nostro regista, grazie anche a lui. La prossima partita ragazzi, l'ultima all'Arena Biancorossa contro lo Spacca Volley. Allora, stiamo per chiudere. Prossima giornata 20:30, sabato 29, Arena Biancorossa. E poi l'ultima partita contro la Duna Padova. Fabrizio Saba, grazie anche a te per l'assistenza tecnica. A tutti voi l'augurio di una serena notte. Ci rivediamo a sabato all'Arena Biancorossa. Buonanotte a tutti. You know I'll be waiting on the corner when you make your mind up. You know I'll be waiting on the corner when you make your mind up. Does the beat take you over? You just can't breathe. Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Take you